Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i titoli. Aeroporto di Catania, dalle 14 di oggi si torna a volare, lo comunica la SAC, la società di gestione dello scalo. Dopo 9 giorni col passaggio dell'allerta da rosso ad arancione, le attività di volo riaprono, tornano operativi quindi arrivi e partenze. Dal 6 agosto sono stati migliaia i passeggeri esasperati che hanno subito cancellazioni e dirottamenti. Sui social la polemica sulla gestione dell'emergenza e intanto anche in città i turisti guardano all'Etna. Etna, dove c'è stata una scossa di magnitudo 3.9 a Lingua Glossa nella faglia pernicana, il sisma si è sviluppato a 1 chilometro di profondità. Questo mentre continua l'attività dai crateri sommitali con tanti curiosi che si avvicinano alle colate, accessi limitati a Etna Nord, chiusa la mareneve. Ucciso con un colpo di cacciavite, notte di sangue allo Zen di Palermo. Un uomo di 45 anni è stato trovato morto per strada in via Girardengo. A Favignana brucia il Welcome Terminal al Molo San Leonardo. Indagini per capire se l'incendio sia di origine dolosa. Colori e tradizioni. Licata rivive uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate, la storica sfilata dei muli parati. Calcio, il Catania sconfitto 2-0 dal Parma ed eliminato dalla Coppa Italia Maggiore. Cicerelli, capitano, dice: la fascia è stata un bel segnale. Il Palermo intanto è al lavoro per la gara di lunedì al Barbera in Coppa Italia contro il Lecce. E come avete sentito dai titoli, è un Ferragosto senza precedenti, quello che si sta vivendo all'aeroporto di Catania. Scalo ancora chiuso in mattinata per il 9° giorno consecutivo con i passeggeri sempre più esasperati. La SAC però annuncia che col passaggio dell'allerta vona dal rosso ad arancione le attività di volo riaprono a partire dalle 14. Da questo momento quindi tornano operativi arrivi e partenze. Intanto anche in città i turisti guardano all'Etna. Tonino De Mana. Da una settimana che non dormo, per paura di non poter partire. L'Etna la guardavo sempre in modo per vedere se c'era cenere o delle eruzioni. Ansia, speranza, illusione. Chi si reca a Fontana Rossa lo fa guardando l'Etna. Qualcuno, temendo di vedersi cancellare il volo, non ha neanche dormito. Altri dormono direttamente in aeroporto, altri ancora si affidano ad una lettura per rendere meno pesante l'attesa. È un misto tra speranza, attesa, allora, cosa? No, la speranza non ce l'ho più onestamente perché mi hanno cancellato il volo. Avevo il volo stamattina però è stato annullato, quindi adesso speravo che qualcuno mi desse qualche informazione, invece non c'è nessuno. È un Ferragosto surreale a Catania, alle prese con le bizze dell'Etna, capace di attirare migliaia di turisti e al contempo di rendergli la vita difficile. In ballo le vacanze ma anche impegni di lavoro, visite mediche ed appuntamenti che qualcuno aveva già programmato da mesi. Nessuno stacca lo sguardo dai monitor mentre gli altoparlanti in italiano ed in inglese annunciano i disagi legati alla situazione dell'Etna. Alle mie spalle invece vedete una fila di passeggeri che sta facendo il check-in. Questi passeggeri però saranno dirottati, quindi riprotetti da Palermo con partenza per Istanbul. Ferragosto in aeroporto, ma vacanze salve in extremis per chi è diretto ad Istanbul. Vedendo gli altri preferisco pensare che poteva andare peggio. Sono stati molto operativi, però abbiamo avuto questo grande disagio noi, che giustamente perdiamo una giornata. Situazione diversa per questo giovane catanese diretto a Milano. E probabilmente rimarremo bloccati qui. E quindi Ferragosto a Catania? E quindi me lo faccio a Catania, molto volentieri. Dall'aeroporto a Vietnea cambia la prospettiva, ma è sempre l'Etna l'osservato speciale. In una piazza Duomo affollata di turisti che si preparano a festeggiare Sant'Agata, l'atmosfera è decisamente più rilassata. Chi ha scelto la nave tira un sospiro di sollievo. Per fortuna, perché questa situazione all'aeroporto ci avrebbe sicuramente penalizzato. Immancabili le grigliate, gli arancini, i gelati e le granite. Abbiamo una particolarità che sono appunto le nostre granite, le mangiamo in continuazione per rinfrescarci. Te granite ha mangiato? Almeno una al giorno, almeno. Poi un occhio alla bilancia ed un altro all'Etna che regala comunque suggestioni, emozioni e perché no, imprecazioni. E sull'Etna a Lingua Glossa c'è stata una scossa di magnitudo 3.9 nella faglia pernicana. Nelle strade si sono aperte vistose spaccature. C'è anche attività ancora dai crateri sommitali, accessi limitati a Etna Nord per l'eccezionale afflusso di visitatori e curiosi anche nella notte di Ferragosto. Chiusa la Mare Neve. Da Fornazzo ci racconta tutto Luca Ciliberti.
Ferragosto all'insegna dei controlli e dei divieti a Etna Nord, chiuso l'accesso della strada provinciale 45 Mare Neve dopo l'afflusso straordinario dei visitatori nella notte. Oggi l'accesso da Fornazzo si presenta così. Siamo dovuti intervenire assieme di concerto con il sindaco di Sant'Alfio a fare una prima ordinanza di chiusura sia per quanto riguarda la strada Mare Neve per Milo sia la strada relativamente a Paterno Castello per Sant'Alfio, proprio per evitare che possibili problematiche potessero sfociare in tragedia o qualcosa di ancora più grave. Con uno dei più classici stop and go invece l'Etna continua la sua attività eruttiva con forte attività esplosiva sui crateri sommitali, che questa volta si sarebbe spostata dal cratere Voragine a quello di nord-est con l'emissione di un'alta nube eruttiva sospinta dal vento in direzione sud-sud-est, mentre sarebbero scarsamente alimentati i flussi magmatici a bassa quota, quelli che nei giorni scorsi hanno attirato l'interesse di appassionati e curiosi. Da qui si lascia la Mare Neve per raggiungere il punto base di Pietracannone, uno dei sentieri che porta ai fronti lavici, quelli insomma che abbiamo visto con tanta gente presi d'assalto proprio in questi giorni. Oggi devo dire anche a causa delle restrizioni c'è molta meno gente. Anche il tremore vulcanico che segnala la quantità di energia interna dell'Etna, che era precipitato con valori bassi nelle ultime ore, è in risalita. Alle 12:24 è stata registrata anche una scossa di magnitudo 3.9 a Linguaglossa, nettamente avvertita dalla popolazione della zona. E cambiamo argomento. Una ragazzina di appena 13 anni è morta a Palermo questa mattina dopo essere precipitata dal 9° piano di un palazzo in via dei Nebrodi. Inutili i soccorsi del 118, la giovane è morta sul colpo, indagini in corso. Marco Gullà. Un ferragosto di tragedia a Palermo. Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere precipitata questa mattina dal 9° piano di un palazzo in via dei Nebrodi nel quartiere residenziale di Resuttana San Lorenzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di soccorrerla, ma per la giovane non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'impatto è stato violentissimo e la tredicenne è morta sul colpo. Una tragedia che ha sconvolto la famiglia e l'intero quartiere. I genitori sotto shock e lacrime hanno assistito ai drammatici momenti successivi alla caduta. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della polizia e gli specialisti della scientifica. A loro spetta ora il compito di ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire le circostanze che hanno portato alla caduta della ragazzina. Al momento non sono stati resi noti ulteriori elementi sulla dinamica. Gli investigatori stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari e stanno raccogliendo gli elementi utili per comprendere che cosa sia successo nei momenti precedenti alla tragedia. Le indagini proseguono e al momento nessuna ipotesi viene esclusa. E a Sciacca, nell'Agrigentino, un 16enne è morto all'ospedale Giovanni Paolo II. L'adolescente durante la notte è arrivato al pronto soccorso in arresto cardiaco. I medici per ore hanno tentato le manovre di rianimazione. Il ragazzo, residente a Misilmeri nel Palermitano, era in una casa di villeggiatura assieme alla fidanzata e ad altri amici. Durante la notte si è sentito male. Della ricostruzione della serata si sta occupando la polizia. È stata disposta l'autopsia. E torniamo a Palermo, dove è stata una notte di sangue nel quartiere Zen. Un uomo di 45 anni è stato trovato morto per strada in via Girardengo. Sarebbe stato colpito al volto e alla testa con un cacciavite. Marco Carli. È ancora tutta da ricostruire la notte di sangue allo Zen di Palermo, dove un uomo di 45 anni è stato trovato morto per strada in via Costante Girardengo. La vittima si chiamava Vito Genovese. A far scattare l'allarme nella notte una segnalazione al 112 per una rissa o un'aggressione. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri sanitari del 118, l'uomo era già a terra. Secondo i primi accertamenti, Genovese presentava una grave ferita al volto e alla testa. Sarebbe stato colpito durante una colluttazione, probabilmente con un oggetto contundente. Tra le ipotesi c'è quella che possa essere stato utilizzato un cacciavite, ma l'arma non è stata ancora trovata. Secondo una prima ricostruzione pare che Genovese avesse sorpreso dei ladri che stavano rovistando in qualche box nelle case popolari. Ne sarebbe nata una colluttazione e l'uomo sarebbe stato colpito. I carabinieri stanno passando al setaccio la zona e verificando anche le immagini degli eventuali sistemi di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso la lite o le fasi immediatamente precedenti e successive. Intanto alcune persone sono state convocate in caserma. Potrebbero aver partecipato alla violenta lite oppure aver assistito alla scena e fornire agli investigatori elementi utili per ricostruire quanto accaduto.
È un uomo ferito alla spalla e con una costola rotta, residente proprio allo Zen, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Cervello. Domenico Danna, 47 anni, ha detto di essere stato ferito nel corso di una rissa. Potrebbe essere una delle persone intervenute in soccorso di Vito Genovese. A chiamare appunto i soccorsi e far ritrovare il cadavere è stata la moglie della vittima. Secondo le ultime ricostruzioni, Genovese sarebbe stato colpito per strada prima con un casco, poi al volto con un cacciavite. E ci spostiamo a Siracusa, dove tentano di portare via il denaro da un bancomat usando un ordigno rudimentale, ma sono stati messi in fuga dall'arrivo delle forze dell'ordine. Francesco Aloi. L'esplosivo piazzato davanti alla banca. Nel mirino dei malviventi anche questa volta c'era lo sportello ATM. Il modus operandi è sempre lo stesso. L'ordigno rudimentale per fare saltare tutto e portare via i soldi che si trovano nella cassaforte del bancomat. Ma la banda forse non aveva previsto l'allarme e l'arrivo quasi immediato dei carabinieri. Qui siamo a Belvedere, quartiere residenziale della periferia nord-ovest di Siracusa, una zona tranquilla che alle 2 del mattino, quando tutto è accaduto, è stata svegliata dal boato. Era da un po' di tempo che a Siracusa non accadevano colpi del genere. Un assalto nel cuore della notte che riaccende il tema sicurezza in città e in provincia. Adesso la polizia sta visionando i filmati delle tante telecamere presenti in zona per provare ad identificare la banda. Non è da escludere comunque che gli autori siano arrivati da fuori provincia. Ci spostiamo a Favignana, dove brucia il Welcome Terminal al Molo San Leonardo. Indagini dei tecnici, dei vigili del fuoco e dei carabinieri che hanno acquisito anche le immagini di videosorveglianza per capire se l'incendio sia di origine dolosa. Laura Spanò. A Favignana Ferragosto con il fuoco e non per rispetto della tradizione. Immediatamente dopo la mezzanotte, infatti, sull'isola più grande dell'arcipelago delle Egadi, un incendio la cui natura al momento è in fase di accertamento ha interessato il molo d'imbarco San Leonardo. Il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco presente sull'isola è per fortuna riuscito a domare le fiamme che nel frattempo avevano interessato una parte del Welcome Terminal, in particolare la sala d'attesa, che a causa dei danni riportati risulta inagibile. Le operazioni di spegnimento iniziate poco dopo la mezzanotte si sono concluse alle 3:30 con la messa in sicurezza dei luoghi attraversati dalle fiamme. Come si vede dalle immagini, la facciata del Welcome Terminal, soprattutto in corrispondenza dell'ingresso e della zona interessata dal rogo, è annerita. L'area danneggiata è stata delimitata con il nastro per impedirne l'accesso. Ora bisognerà capire dove e come siano partite le fiamme, se si tratta soprattutto di un incendio di origine dolosa. Se fosse così sarebbe davvero grave. Nonostante i danni alla struttura, non risultano ripercussioni sui collegamenti marittimi in una delle giornate più delicate dell'estate per l'afflusso turistico alle Egadi. La biglietteria di Liberty Lines continua a funzionare, anche le operazioni portuali proseguono senza interruzioni. Partenza e arrivo degli aliscafi dunque non sono stati sospesi. Resta invece inutilizzabile la sala d'attesa del Welcome Terminal proprio nel pieno del Ferragosto, in una giornata caratterizzata da un intenso movimento di residenti e turisti da e verso Favignana. E torniamo a parlare delle aggressioni nelle carceri. Vittime stavolta sono 2 agenti di polizia penitenziaria al Cavadonna di Siracusa. Un sovrintendente sarebbe stato colpito con un pugno al volto da un detenuto senza che vi fosse stata alcuna provocazione. Il sindacato OSAP denuncia una situazione fuori controllo. Francesco Aloi. I detenuti hanno percepito che lo Stato ha abbandonato il personale e le forze dell'ordine e il personale della polizia penitenziaria. 2 agenti della penitenziaria colpiti in 2 momenti diversi, ma nello stesso giorno, alla vigilia di Ferragosto. A Cavadonna, casa circondariale di Siracusa, la situazione si fa sempre più incandescente. Queste sono fatte gravissime e stanno ad indicare che i detenuti hanno recepito molto chiaramente che lo Stato non ha predisposto quelle giuste iniziative per bloccare tale situazione.
Al mattino un detenuto ha sferrato un pugno sul volto di un sovrintendente. Poi, qualche ora dopo, nel tardo pomeriggio, un gruppo di detenuti si è rifiutato di tornare in cella e ad un certo punto ecco la seconda aggressione della giornata. Un altro pugno, questa volta diretto all'occhio di un agente, che è finito al pronto soccorso. Per lui 15 giorni di prognosi. Il personale è diventato carne da macello. Noi abbiamo più volte detto, ripetuto e lo ripetiamo anche adesso, che bisogna creare degli istituti penitenziari ad hoc per poter portare questi detenuti violenti che sono pericolosi sia per il personale della polizia penitenziaria perché aggressivi, ma anche per gli altri detenuti. E a Catania, in via Etnea, un uomo è stato fermato e denunciato dalla polizia dopo che è stato sorpreso a molestare con dei cocci di vetro alcuni passanti. Urlando contro tutti, l'uomo, un 35enne marocchino, dopo aver afferrato una bottiglia di vetro mandandolo in frantumi, si è scagliato anche contro gli agenti che per fermarlo hanno utilizzato il taser. Identificato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. A Catania in queste ore sono stati sanzionati dalla polizia svariati diportisti, 96 le persone identificate e 25 i natanti controllati con l'impiego delle moto d'acqua e il pattugliamento della playa e della scogliera fino a Capomulini. Tra le violazioni più frequentemente contestate, la navigazione pericolosa sotto costa, in particolare un natante è stato sanzionato per navigazione a distanza ravvicinata di una boa che segnalava la presenza di un sub, mettendo gravemente in pericolo la sua incolumità. Sanzioni anche per alcuni conducenti di moto d'acqua all'interno dell'area marina protetta. E ci spostiamo invece a Modica. L'ASP di Ragusa elimina il costo di 2,50 € aggiuntivo per chi paga i ticket con la carta di credito. Un balzello contestato da utenti e associazioni dei consumatori e definito ingiustificato e discriminatorio. Veronica Barbarini. Una commissione di 2,50 € per chi pagava il ticket sanitario e altre prestazioni tramite POS. Accadeva a Ragusa, dove il balzello contestato dagli utenti e dalle associazioni dei consumatori è ora stato eliminato. La provincia Iblea, infatti, era l'unica in Sicilia ad applicare un costo aggiuntivo proprio per chi decideva di pagare con carta anziché in contanti. Un pagamento considerato ingiustificato e discriminatorio dall'Unione Nazionale Consumatori di Modica, che si è battuto per ottenere il ripristino di condizioni uniformi per tutti gli utenti. Che merito delle diffide che abbiamo fatto alla regione, l'ASL per alcune settimane ha disabilitato la strumentazione telematica. L'ASP di Ragusa ha ribadito che le somme non finivano né nelle proprie casse né in quelle dello Stato, ma al circuito di pagamento che forniva il servizio POS. È stato quindi rivisto l'accordo con l'istituto tesoriere che gestisce il servizio ed eliminata la commissione che gravava sugli utenti. Colori e tradizione, Licata rivive uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate, la storica sfilata dei muli parati, un corteo spettacolare tra folklore, devozione e identità siciliana nel cuore della città agrigentina. Davide Sarto. È la Sicilia più autentica a sfilare per le strade di Licata nell'Agrigentino, colori, cavalli, carretti e tradizione. Uno spettacolo che affonda le radici nella storia della città. A Licata è tornata la sfilata dei muli parati, uno degli appuntamenti più attesi delle celebrazioni di Sant'Angelo. Cavalli e cavalieri, carretti siciliani e carrozze hanno attraversato il centro cittadino, trasformando le strade in un grande palcoscenico di folklore. Il corteo è partito dal nuovo parcheggio di Corso Argentina, accanto al porto turistico, poi il passaggio in piazza Attilio Regolo, sul lungomare di via Principe di Napoli e lungo le principali vie del centro. Un colpo d'occhio straordinario, con animali bardati a festa e addobbi che hanno richiamato la tradizione popolare licatese. Tanta la partecipazione del pubblico tra famiglie, visitatori e appassionati, accorsi per assistere a un evento capace di unire spettacolo e memoria. Un viaggio tra tradizione, devozione e identità siciliana. La sfilata si è conclusa in piazza Sant'Angelo, davanti al santuario dedicato al patrono.
Una festa che non è soltanto spettacolo, è memoria, è appartenenza, è Licata che rinnova anno dopo anno il suo legame con la propria storia. Adesso una pausa pubblicitaria, poi torniamo e parliamo di calcio. Dopo la sconfitta col Parma 2-0 e la eliminazione dalla Coppa Italia Maggiore, il Catania pensa al mercato e all'inizio del campionato. Sergio Calosi. Una sconfitta a Parma tra squadre con 2 categorie di differenza può starci, merito anche del rossazzurro Rinaldi. Catania da migliorare, il campionato è dietro l'angolo, domenica prossima alle sole. E ascoltiamo adesso le considerazioni di Cicerelli sulla fascia da capitano e sulla partita del Catania. Sapete benissimo il mio rapporto con Catania, quindi per me è stato un bel segnale, un bel momento e niente, ho cercato di dare il massimo. Stiamo provando a cercare di dominare le partite. Oggi secondo me in parte si è visto, anche se giocavamo contro una squadra di Serie A, quindi magari punto di vista di atleticità, di forza sono un po' più avanti a noi, però secondo me abbiamo fatto vedere qualcosina, poi magari ci siamo resi poco pericolosi, però secondo me la strada è quella giusta e ci potremo divertire. Palermo intanto al lavoro per la gara di lunedì al Barbera di Coppa Italia contro il Lecce. Inzaghi chiede ai suoi di dare un segnale importante e passare il turno. Marco Gullan. È un Ferragosto di lavoro per il Palermo che dopo essere tornato dalla tournée australiana lavora in vista del primo impegno ufficiale che sarà lunedì al Barbera contro il Lecce in Coppa Italia. Inzaghi vuole già mandare un segnale concreto e quindi passare il turno contro i salentini diventa il primo vero obiettivo dei siciliani. Entusiasmo alle stelle, il club rosanero ha comunicato che è stata superata quota 29.000 biglietti venduti. In un primo momento il club di Viale del Fante ha ritenuto di dover lasciare chiusa la curva sud, ma vista la grande richiesta di biglietti, il settore è stato aperto. Con ancora tutto il weekend a disposizione è probabile che si superi quota 30.000 presenti. Mercato sono giorni di lavoro per il direttore sportivo Carlo Osti, che deve trovare una sistemazione a giocatori come Blen e Brunori. Difficile che si possa muovere qualcosa prima dell'inizio del campionato, molto più probabile che per i due possa accendersi mercato nel rush finale della sessione estiva. In entrata invece mercato semichiuso. Ledo Aron al momento resta in rosanero e sarà lui il vice Poyampalo, ma non sono esclusi cambi di copione. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguiti, buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.